Certamente se la magistratura ha ritenuto di fare degli approfondimenti, come già esposto pubblicamente da parte degli organi amministrativi e dalla direzione della casa di riposo, loro, come fatto dall'inizio, sono a disposizione e auspicano chiaramente che venga fatta tutta la chiarezza possibile. Chiarezza in tempi brevi, chiede l'avvocato Fabio Crea, incaricato dalla direzione della RSA di Casafenzi a Conegliano della difesa legale, dopo che la procura a 2 settimane dall'avvio dell'attività investigativa ha aperto 5 fascicoli per omicidio colposo a carico di ignoti, uno per ciascun decesso sottoposto ad autopsia. Nella struttura coneglianese su 190 ospiti 112 sono stati colpiti dall'infezione con 27 decessi sospetti. Gli operatori che risultano essere stati contagiati sono 47 su 160, oltre un quarto. Dopo l'esposto del Comitato dei Familiari, presentato ai Carabinieri di Conegliano lo scorso 20 aprile, gli sviluppi dell'inchiesta del sostituto procuratore Anna Andreatta sono ad una svolta. Ora ci si augura si arrivi ad accertare la verità su quanto è accaduto all'interno di Casafenzi. È il commento di Vittorio Zanette, presidente del comitato che riunisce i familiari. Noi cerchiamo la verità, vogliamo avere una fotografia reale, chiara, di ciò che è avvenuto in questi 2 mesi all'interno della struttura e conoscere chi effettivamente si è reso responsabile di questa situazione. Qui qualcosa è sfuggita sicuramente la situazione di mano alla struttura, perché per come vogliamo effettivamente capirlo.